Via Castagnaio, Parco Tematico Equestre Madonna di San Pietro, 31 agosto, con noi la vice sindaco di Via Castagnaio Fabiana Ciancimino, un mese di agosto che si chiude con una bellissima iniziativa sempre legata al mondo del cavallo. Oggi abbiamo avuto questo evento con i bambini, avevamo stabilito un numero massimo di 50 bambini, siamo arrivati oltre i 60. È una manifestazione che si svolge qui al Parco Tematico Equestre, dove i bambini hanno un approccio con i cavalli, sono stati divisi in due gruppi, un gruppo più piccolo fino agli 8 anni, un gruppo più grande fino ai 10 anni. Viene fatto un approccio con il cavallo. Questa manifestazione è stata la prima di una lunga serie, si spera sempre crescente, un evento che vada sempre migliorandosi. Ogni anno cercheremo di fare meglio e di aggiungere un tocco di magia a questo evento. Ecco, anche perché questo parco tematico è appena nato e deve crescere, no? E cresce anche attraverso queste iniziative. Questo parco è un parco bellissimo, si presta per tante iniziative e vorremmo sfruttarlo al massimo. Sì, iniziative che guardano anche, strizzano l'occhio in maniera decisa a un turismo legato al mondo del cavallo, dell'ambiente. Certo, questo centro si presta bene anche a varie iniziative collegate al turismo a cavallo, al turismo verde. La nostra montagna si presta bene con i sentieri, si potrebbe anche fare delle escursioni dal mare alla montagna o dalla montagna al mare e poter coinvolgere un gran numero di turisti che da noi mancano in questo momento. E a proposito di Via Francigena, il prossimo anno ci sarà il Giubileo a cavallo che passerà proprio da Pian Castagnaio, quindi saremo anche coinvolti nel Giubileo, è un'iniziativa molto importante che ci rende veramente un grande onore.